Buonasera a tutti e benvenuti. Innanzitutto buona domenica, belli di bella. Finalmente ci siamo pronti per iniziare con una nuova puntata. Questa giornata tanto speciale perché ormai questo è il terzo anno, se non sbaglio, che festeggiamo insieme il suo compleanno. Ogni anno puntualmente ci ritroviamo qui insieme per gridare tanti auguri al nostro Ivano! Buonasera Ivano. Buonasera Mary, buonasera a tutti, che bello ritornare. Buon compleanno innanzitutto. Ritornare a casa, grazie di vero cuore. È vero, ritornare a casa. Grafica alla grande come sempre. Devo dire che oggi Ivano, per chi è in radio e magari... aspetta, come sempre Ivano iniziamo così, Grazie. tutta per te. Grazie. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ivano, tanti auguri a te. Grazie. Aspetta che qua continua, la vogliamo fare tutta fino alla fine. Tanti auguri a Ivano, Tanti auguri a te. auguri, tanti auguri. Buon compleanno Ivano. Questo, se non sbaglio, è il terzo anno che lo facciamo. Ecco, ho detto bene. Questo è il terzo anno che festeggiamo il tuo compleanno. Ogni anno è sempre stata una puntata meravigliosa e anche quest'anno abbiamo voluto rispettare la nostra tradizione. Sì. E quest'anno è un anno importante. Come sempre Ivano addobba tutta la radio, anche quest'anno l'ha fatto. Guardate qui che meraviglioso, diciamo, composizione con i palloncini e appunto quelli che sono i suoi anni 40, i calici rosa e anche la bottiglia, tutto in tema, perché ogni anno appunto lui è molto dettagliato in questo, ogni volta. Esatto, i cuoricini, la grafica del nostro Sonny tutta pure in fucsia e noi ci siamo pure ambindati per proprio dire facci i complimenti per il tuo look, bellissimo, scelto da Rossella o hai scelto tu? Sempre Rossella. Mandiamo un bacio a Rosse E piccolini, a mia figlia Serena e a Christian, che mi stanno guardando e aspettando. A quest'ora saranno meravigliosi, io ne sono sicura. Facciamo tra un pochino la foto, iniziamo con il salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando in radio come sempre sui 103.7, ascoltiamo e anche coloro, anzi salutiamo, che ci stanno guardando in TV sul canale 96 del digitale terrestre. Buonasera anche a chi ci segue tramite i social, buonasera a chi ci sta seguendo su TikTok, buonasera a chi ci sta seguendo su Facebook e buonasera anche a chi ci guarda in replica. Esatto. E a chi magari invece sta guardando la puntata direttamente su YouTube. Allora, vorrei un attimino, prima di iniziare a cantare, perché non ci vediamo da un po' di tempo in realtà noi, abbiamo scelto proprio in questa data importante di ritornare a vederci, prima di chiacchierare e iniziare a cantare voglio dire, con questo ritorno, possiamo dire che sei tornato ufficialmente? Sono tornato. Evviva, siamo contenti, quindi lo diciamo così, tra un pochino chiacchiereremo, ci faremo raccontare tutto, ma intanto sei pronto per iniziare a cantare? Sono pronto. Ti rivogliamo con quel microfono tra le mani senza lasciarlo più, mi raccomando Ivano, si torna a cantare. Quanto tempo è passato adesso dall'ultima volta che siamo stati insieme? Diciamo dall'ultima Gennaio. Ospite del salotto di Bella Radio. Di Bella Radio, quindi lì ci siamo un po' persi di vista, ma adesso proprio in occasione del suo compleanno c'è questa promessa di ritornare a cantare. Esatto. Pronto? Ivano! Che donna speciale, che schianto che sei. Solo uno sguardo capito, ti guardo e ti dico tu sei proprio ok. Ridi, mi abbracci e mi dici dai portami via, scappiamo io e te. Sento scoppiare il mio cuore, sarà vero amore, sono pazzo di te. Voglio solo te, andiamo a vivere io e te. Sei per me l'amore, tu quel batticuore, tu nel mio destino e nel mio cammino. Portami lontano, giuro che ti amo, no, non posso vivere un minuto senza te.
tutto è così bello quando sto vicino a te. Dai amore, portami con te. Io ti regalo il mio cuore, la storia d'amore ha inizio così. Solo con poche parole ti ho fatto capire che volevo te. Forse la tua timidezza, quei modi di fare quel tuo non so che è. Sento scoppiare il mio cuore, sarà vero amore, son pazzo di te. Voglio solo te, andiamo a vivere io e te. Sei per me l'amore, tu quel batticuore, tu nel mio destino e nel mio cammino. Portami lontano, giuro che ti amo. No, non posso vivere un minuto senza te. Grido al mondo intero, voglio stare insieme a te. Tutto è così bello quando sto vicino a te. Dai amore, portami con te. Stare insieme a te, tutto è così bello quando sto vicino a te. Dai amore, portami con te. Grazie. Batticuore, abbiamo iniziato alla grande. Cerchiamo un po' di essere belli, no? Pimpantelli. No, stavo guardando che la nostra regia fa delle inquadrature meravigliose. Abbiamo visto in primo piano quella che è appunto la locandina del tuo compleanno, il nostro fantastico addobbo con i tuoi 40 anni, bello, che è bellissimo. Sì, bello, sì, davvero, grazie. chi l'ha fatto? Complimenti, sono molto bravi, anche coloro che hanno addobbato tutto. Salutiamo tutti coloro che sono su TikTok, sono arrivati già tantissimi auguri per te. Grazie, grazie di vero cuore. Tra un pochino li andremo a leggere, quindi ragazzi, chi ha voglia di fare gli auguri a Ivano, scrivete, perché adesso prenderò il telefono che l'abbiamo messo lì. Nel frattempo, allora, abbiamo detto che c'è stata questa assenza di Ivano, si è dedicato a se stesso, che devo dire complimenti Ivano, perché stai benissimo, ma davvero raga, altro che 40 anni, anzi prima fuori diretta diceva 40 anni, ma io non me li sento proprio, ma se tu guardi in giro noi che sembriamo di 40, chi ci sembra di 40 anni, vero? Chi ci sembra ci di... sentiamo benissimo, benissimo, ma anche fuori stai bene, quindi 40 anni li hai solo nella carta d'identità, all'anagrafe, come si suol dire, vero, poi sì. Non è completamente così. Comunque ti ha fatto bene, adesso sono contenta, perché delle volte magari uno si ferma, ha bisogno di staccare un po' la spina per dedicarsi anche a delle cose che hanno precedenza. Sì, esatto, sì, esatto. Dato che tu comunque hai una moglie con 2 figli bellissimi, sì, esatto, è giusto anche perché Ivano è uno di quelli che alla famiglia ci tiene tanto, è uno di quei pochi ragazzi che ancora nel 2025 per lui prima viene la famiglia e poi arriva tutto il resto. Sì, perché come dico sempre, mia moglie era piccolina e sono passati ben 18 anni, è qualcosa. È vero. Sono 19. È vero. Poi anche Rossella è innamorata matta di Ivano, esatto. Lui idem, come se fosse il primo giorno, e i piccolini stanno crescendo in una famiglia piena di amore, quindi ci siamo dedicati bellissimo, a questo. sì, adesso che loro sono più grandi possiamo ritornare anche a fare, anche perché un'altra cosa molto importante, anche Rossella è una di quelle ragazze che spinge Ivano a fare quello che il suo cuore desidera. Sì, quindi io ero la prima, quando stavamo tutti insieme, canta, devi cantare, se ti piace fallo. Quindi mia moglie mi spinge molto. Vai a cantare perché sa che a me piace. E stasera cosa si farà? È tutta sorpresa. Tutta sorpresa, sì, perché loro dovevano venire qua, ma non sono potuti venire perché stanno organizzando. Sì. Quindi lei l'ha preso anche con l'inganno. Andiamo in puntata sì. E poi dopo invece vediamo quello che succede. La regia fa movimenti strani. Vedo la faccia ambigua. Che c'hai tu? Ah, con Ivano tu parli? La devi smettere tutte e due qui a farvi i gesti ambigui. Va bene Ivano, dopo voglio sapere anche, visto che insomma ci siamo fermati, voglio sapere quali sono adesso i nuovi progetti, i programmi. Prima però ti vogliamo sentire ancora una volta cantare. Ok. Abbiamo una playlist piena di brani e quindi si continua con il nostro Ivano.
cancellerò. Tu un amore sincero, per me è tutto vero ciò che provo per noi. E già tardi lo sai, non fare così, più tardi ti chiamerò. Ora viene fatto WhatsApp, io per tutta la vita voglio stare con te. Come sei bella adesso tutta abbronzata, spogliata lo sai, mi fa impazzire di più. Sai che questa è una storia che non finirà, per me è un'avventura, giuro non lo sarà. Questa estate stupenda non dimenticherò, tra l'odore del mare come batte il mio cuore, i tuoi baci sul collo che mi fanno impazzire, sempre insieme di te. Quest'estate stupenda non dimenticherò, tra l'odore del mare come batte il mio cuore, i tuoi baci sul collo che mi fanno impazzire, sempre insieme di te. Altro brano bellissimo. Esatto. Quanto l'abbiamo cantato? Lo dico sempre, tutte le volte che siamo insieme dico quante volte l'abbiamo cantato, ma è vero. Bello. Bei concerti, fantastici concerti. Esatto. Musica. Sì, ragazzi, noi iniziavamo a cantare, si sapeva quando si iniziava a cantare, non si sapeva quando finiva. Tutte le piazze, le vie, tutte di Catania, noi eravamo lì a cantare. Ed era sempre bellissimo perché Bellissimo, sì. la partecipazione anche del pubblico era sempre tanta. Allora, senti, qua stanno arrivando un sacco di auguri per te ne leggo qualcuno. Grazie. Allora, c'è Francescuzzo che ti fa gli auguri, Stellina che ti fa gli auguri, Gioietta che ti fa gli auguri, anche Cristian San Basile ti fa gli auguri. Grazie, Stefi ti fa gli auguri anche lei. Salutiamo anche Alessandra. Qua stanno sempre auguri Ivano. Dopo vi dico tutto, ragazzi, non vi preoccupate. Sì, la puntata è interamente dedicata al nostro Ivano, proprio in occasione del suo compleanno. Diciamo che ha deciso di ritornare in questo giorno importante e adesso vogliamo anche un po' sapere, andiamo un po' anche a, come dire, a indagare, no? Visto che c'è stata questa assenza, se ci sono adesso delle idee, delle voglie, qualcosa di news che ci arriverà, facci sapere. Ci sono dici. 2 brani in particolare, ma devo solo andare a registrare. Ok, quindi c'è tutto pronto. Quindi abbiamo 2 brani che arriveranno in uscita, ma li farai venire fuori separatamente, non insieme, sì, ok? sì. Pensi che uno riusciamo a farlo venire fuori prima della fine dell'anno? Sì. Oh, Sì, bella notizia! sì. Quindi prima della chiusura del 2025 ci sarà questo brano. Sai già quale tra i 2 prima? No. Io voglio indagare, voglio sapere qualcosina in più. Sono brani d'amore, c'è di mezzo qualcosina, qualcos'altro? Sempre amore. Sempre amore, ok. sì. Quindi o quasi, perché ci sono tante storie da raccontare. è vero, guarda, l'altro giorno parlavo anch'io con Sonny, no? Gli ho detto, ma secondo me io dovrei cambiare anche un po' genere, no? Perché, ok, a parte a modo mio, ho fatto venire fuori tutti i singoli d'amore, anche noi ne abbiamo 2 pronti, se qualcuno si decide a fare l'arrangiamento. Quindi, e sono anche quelli d'amore, però ogni tanto ci sta anche qualche tradimento, qualche storia un po' più particolare, più piccantina, insomma, sono brani che comunque, se fatti bene, regalano anche quelle delle emozioni. Infatti stasera proprio ho preparato una scaletta proprio mista. È vero. Esatto, quindi inizialmente si balla e poi un po' si piange, e poi un po' si ride, un po', esatto, vabbè, un po' tutto, sì. Tu hai È tantissimi giusto, brani belli, brani dove ci siamo divertiti, abbiamo cantato, però ce n'è uno che rimarrà sempre perché è un brano importante, ma quello ne parliamo dopo. Perché per adesso invece, oltre a dire tanti auguri Ivano, abbiamo voglia di sentirti cantare. Ancora, non ci fermiamo, andiamo con il prossimo brano. La scaletta ce l'ha il nostro Sonny o vuoi che lo annuncio io? No, ce l'ha, lo facciamo sempre a sorpresa. Sonny è sempre Sonny, la regia è sempre la regia e scelgono loro. Sì. E noi continuiamo a cantare. Torniamo dopo. Ivano!
che sei, dimmi dove ho sbagliato. Ti conosco, lo sai, e per fare così avrò fatto qualcosa. Non puoi piangere, dai, parliamone se vuoi, giuro non è una scusa. Ho dato tutto per te, per averti con me e non lasciarti mai. Ti amo, mio dolce amore, tu lo sai che io non vorrei farti del male, perché tu sei tutto per me, hai fatto tanto per noi e per questo amore. Come hai potuto pensare che io insieme a un'altra tradivo te? Mai, ti giuro, per niente al mondo tradirei questo amore per farti soffrire. Voglio capire il motivo perché tu sei cambiata e non vuoi parlarmi più. Conosco tutto di te, dimmi solo il perché tu non vuoi più parlare con me. Vieni fatta vasa, fatta stringere a me, dai facciamo l'amore. Io per tutta la vita voglio starti vicino, ogni giorno sempre di più. Ti amo, mio dolce amore, tu lo sai che io non vorrei farti del male, perché tu sei tutto per me, hai fatto tanto per noi e per questo amore. Come hai potuto pensare che io insieme a un'altra tradivo te? Mai, ti giuro, per niente al mondo tradirei questo amore per farti soffrire. Come hai potuto pensare che io insieme a un'altra tradivo te? Mai, ti giuro, per niente al mondo tradirei questo amore per farti soffrire. Voglio solo te, altro brano. Grazie, oggi mi sento un po' scatenato, quindi vorrò cantare un bel po'. E noi ti faremo cantare tutto quello che vuoi. Tra l'altro voglio sempre ricordare a tutti quanti di andare su YouTube e cercare tutte le canzoni di Ivano, perché quest'altro, per esempio, Voglio solo te, è un altro brano bellissimo dove trovate il video e tutto il resto, e condividete i suoni su TikTok. C'è anche Laura Carruba che ti fa gli auguri, è un bacione grandissimo. C'è Paoletta che te li fa, e poi c'era un ragazzo che voleva dedicare una canzone, aspetta che Peppino, anche lui ti fa gli auguri. Grazie. Il nostro Peppino. C'era il messaggio da parte di Andrea, eccolo qui. Andrea Iello Fortunato, anche lui vuole che gli dedichi una bellissima canzone, quindi vedi cosa gli dedichi. Giuseppe Pizzuto, tantissimi auguroni Ivano da parte di tutti noi. Grazie, di vero cuore. C'è anche Annuzza, fai gli auguri ad Ivano. Grazie, certo. Annuzza, grazie a tutti. Ciccio e Ale, buonasera, sei bravissimo. Grazie. Auguri Ivano. Adesso vado via, la voglio dedicare a mio marito, per favore. Antonio ti fa gli auguri pure lui. Grazie ancora. Salutiamo Alessandro, c'è anche Gioietta che ti fa gli auguri. Insomma, stanno arrivando tantissimi messaggini di auguri. Raga, è la serata del nostro Ivano, quindi questa sera siamo qui per lui, oltre che finalmente per tornare a sentirlo cantare, perché c'era mancato davvero un bel po'. Sì. Adesso abbiamo 2 brani in scaletta, e se tu sei pronto io vorrei sentire Un amore finito. Sì, ok. Perché abbiamo anche questo, e poi vorrei sentire anche, dopo che finisce un amore, che bisogna farsene una ragione. Esatto, sì. Cioè dobbiamo fare una ragione. Esatto. Va bene, continuiamo a cantare, questa volta 2 brani e io ritorno dopo. Ok, grazie. Non andare, che fai? Sei nervoso.
nervosa come mai, qualche dubbio intorno a noi, dice tutta colpa mia, non si gioca con l'amore, ma che grande delusione, non ti avrò più accanto a me, sarà buio intorno a noi, se ho sbagliato in modo cerco scusa, un uomo di ghiaccio io sono, lo so, sono un bastardo e non merito niente, ho distrutto un amore, sono solo un perdente, con quelle lì non ho fatto l'amore, sono innamorato solamente di te, solo con te ho provato l'amore, momenti felici che non scorderò, ma sarà il tempo a farti capire che non c'è mai stato amore per lei, mi manchi tanto, ho distrutto il tuo cuore, ti vorrei con me, voglio solo te. Nei miei occhi il viso tuo non potrò scordare mai, quei momenti insieme noi, solo infatuazione lei, non mi vuoi più perdonare, tutto questo mi fa male, tu sei l'aria che respiro, senza te sto per morire, se ho sbagliato in modo cerco scusa, un uomo di ghiaccio io sono, lo so, sono un bastardo e non merito niente, ho distrutto un amore, sono solo un perdente, con quella lì non ho fatto l'amore, sono innamorato solamente di te, solo con te ho provato l'amore, momenti felici che non scorderò, ma sarà il tempo a farti capire che non c'è mai stato amore per lei, mi manchi tanto, ho distrutto il tuo cuore, ti vorrei con me, voglio solo te. Se ho sbagliato in modo cerco scusa, un uomo di ghiaccio io sono, lo so, sono un bastardo e non merito niente, ho distrutto un amore, sono solo un perdente, con quella lì non ho fatto l'amore, sono innamorato solamente di te. Mi manchi tanto, ho distrutto il tuo cuore, ti vorrei con me, voglio solo te. Comincio a rassegnare, sai, perché tu non tornerai da me. Quante volte dicevo, ti prego non litighiamo, troppo importante sei per me, troppo importante sei per me. Abbiamo superato tante cose insieme, noi due da soli contro tutto il mondo. Il mio non è stato solo amore,
forte ho provato per te. Eri tu la forza nella vita mia e nei momenti tristi accanto a me c'eri tu. Adesso che tu non ci sei, me ne faccio una ragione. Ho trovato la forza di mettere fine e dire basta, è finita tra noi. E dire basta, è finita tra noi. Abbiamo superato tante cose insieme, noi due da soli contro tutto il mondo. Il mio non è stato solo amore, ma qualcosa più forte ho provato per te. Eri tu la forza nella vita mia e nei momenti tristi accanto a me c'eri tu. Sì, c'eri proprio tu. Il mio non è stato solo amore, ma qualcosa più forte ho provato per te. Eri tu la forza nella vita mia e nei momenti tristi accanto a me c'eri tu. Allora, 2 brani romantici abbiamo cantato. Grazie. E ballato, però questi ci stanno. Delle volte finisce un amore, ma quell'amore non si dimentica e si ha voglia di tornare insieme. E a proposito di grandi amori, c'è Rossella che ha mandato un messaggino su TikTok e dice: digli che lo stiamo guardando e ci sono anche Serena e Christian che lo guardano, sono lì con gli occhi a cuoricino. Amore mio, è la Quindi cosa più bella veramente che ho potuto ricevere nella mia vita, avere una moglie così come lei, unica veramente in tutto e per tutto, e mi ha fatto diventare veramente più forte, completo. E lui si Scusate. emoziona perché, raga, Ivano è così. Noi ci conosciamo, diciamo che diventare papà è il regalo più bello. Più bello, sì. Rossella e Ivano lo desideravano tanto. Esatto, sì. Io non ho ancora avuto il piacere di diventare mamma, però immagino già l'amore che si può provare, che è qualcosa di veramente Sì, speciale. bellissimo. Loro, io li conosco da tempo, lo dirò sempre, uscivamo insieme, ancora erano solamente fidanzati. Sì, esatto. E si chiacchierava proprio di questa cosa che si dovevano sposare. Rosse ci teneva tanto come Ivana ad avere dei bimbi e ne sono arrivati 2, femminucce e maschietto, la perfezione, esatto, raga. sì. La mia piccola Serenuccia, che la voglio proprio, non bene, l'amo, ma di più, E capisci? la femmina? E il mio piccoletto Christian, che anche lui lo stramo, proprio perché poi sono degli amori diversi. Certo. Cioè non è perché tu ami la moglie che è un amore, poi ci sono anche l'amore per i figli. Non so come spiegarlo, ma È tuo, è una cosa che hai fatto tu, avete fatto insieme. E poi non ami solo di più una persona, c'è un bambino in particolare, li ami entrambi con 2 amori diversi. Certo che Cioè non sì. so spiegarlo, ma sono certo, 3 amori. 3 amori, evviva 3 Ivano, amori. hai detto delle cose bellissime. Grazie. Io per questo ci tengo sempre quando lui viene, perché trasmette quelli che sono i valori principali e dirli è sempre bello. E soprattutto ringrazio ovviamente al suo papà, alla sua mamma, a sua sorella, perché suo papà il primo giorno ci siamo stretti la mano e mi ha Il detto, suocero sta parlando del sì, suocero. ha detto, capiscimi, cioè, è nelle tue mani. Ti sto dando mia Perché figlia. era piccolina, certo. sì, era piccolina, si è fidato e ha oggi, fatto bene. E oggi ci amiamo entrambi. Ha fatto bene, si è Quindi- fidato della persona giusta, rara soprattutto da trovare. Che bello Ivano, quindi siete fortunati, una famiglia bellissima, complimenti a voi. Grazie. Poi dobbiamo salutare Biondino, Deni e Franci che anche loro ti fanno gli auguri. Salutiamo Grazie. anche Magia, buonasera Antonio, auguri Ivano da parte di Claudio. Aspetta, salutiamo anche Marco con la nonnina, gli mandiamo un bacione sia a lui che alla nonnina che ci stanno guardando.
Lo zio Piero pure lui presente, buonasera zio Piero. Poi aspetta un attimo che qua ci stanno talmente tanti messaggini, siamo in ritardo, lo so, bravo, c'è Cristian che ti fa i complimenti. Grazie. Aspetta che scendo giù, insomma, davvero tantissimi, guarda quanti messaggi. Grazie a tutti. Ragazzi, grazie a Vediamo tutti. un po' la scalettina, vediamo un po'. Adesso abbiamo parlato di amore, continuiamo a parlare di amore, però in questo contesto parliamo di un amore forse finito troppo presto da vivere, ma non finito nel cuore, perché quello è un amore che avrai per sempre in eterno, che non stai potendo vivere insieme a lui fisicamente, ma che sicuramente lui sente e che tu e lui insieme conserverete per sempre. Anche perché questo è un brano che hai scritto tu con tuo fratello. Sì. Che hai scritto tu insieme a tuo fratello, forse il brano più difficile da scrivere e anche il brano più difficile da cantare. Troppo. Hai impiegato un bel po' prima di farlo venire fuori, perché non è stato semplice, e adesso io te lo lascio cantare questo Grazie, brano. spero un giorno di fare il videoclip, ma dovete aspettare molto perché non è facile. Il brano che Ivano insieme a suo fratello ha voluto dedicare al suo papà. Grazie. Io rendo musica che sta canzone ti sto cantando pure in oscurità. Ti penso sempre in tutti i momenti e ti volessi capo da abbracciare. Tu mi hai alzato che era piccerello, con un dolore solo rendo cuore. Quando ci penso mi s'arrizza la pelle, te ne sei chiuso senza m'abbracciare. Sempre mamma, tu l'hai lasciata solo che lo giorno che se ti aspettava non tornaste più. Perché la vita è fatta così, una disgrazia ma non ci stai tu, stai in cielo con Gesù, non ci vorremmo più. Tu non lo sai, mamma ti pensa ancora, sarà segno che non ci stai tu, assai dolore te ne rendo cuore. Io sto sfogando tutta sta emozione per parlare con te. Papà ti canta renda chi stai note, che niente sull'amore guarda. Tu finalmente a me mi hai dato forza e che canta con queste parole solamente per te. Papà, ti penso sempre mamma, tu l'hai lasciata solo che lo giorno che se ti aspettava non tornaste più. Stai tu, stai in cielo con Gesù, non ci vorremmo più. Tu non lo sai, mamma ti pensa ancora, non ti assegni che non ci stai tu. Assai dolore te ne rendo cuore. Io sto sfogando tutta sta emozione per parlare con te. Gesù non ci vorremmo più. Tu non lo sai, mamma ti pensa ancora, non si rassegna che non ci stai tu. Assai dolore te ne rendo cuore. Io sto sfogando tutta sta emozione per parlare con te. Ti voglio bene, papà.
E solo quando gli occhi di un artista diventano lucidi in questo modo ti rendi conto di quanto un'assenza possa essere troppo forte. Io lo so che ogni volta per te è sempre una grande emozione cantare questa canzone, però ti posso dire che se il tuo papà fosse qui e oggi potrebbe essere accanto a te in questa giornata importante, ti direbbe sicuramente tanti auguri, ma che soprattutto è orgoglioso di te per l'uomo che sei diventato. Grazie. Quindi è bello anche vederti con gli occhi così, perché ci porti dentro il tuo cuore a tutti quanti. Sei una grande persona, Ivano, te lo dirò sempre. Tra l'altro la vogliamo dedicare anche a Piero, che anche lui ha perso il suo papà e mentre cantavi anche lui ha espresso il suo pensiero su questa canzone, anche ad Annuzza perché anche lei stessa identica cosa. La dedichiamo a tutti gli angeli del paradiso che, ragazzi, si godono lo spettacolo della vostra vita e vi sono vicini dal posto migliore, come dico sempre io, da lì vi tengono sotto controllo. Va bene, allora ritorniamo a noi. Ivano, mi fai una dedica per mio zio da parte di Andrea, poi Daniela ti fa gli auguri anche lei. Grazie. Ma quanti siete? Un sacco di messaggini di auguri stanno arrivando per il nostro Ivano e noi ringraziamo tutti. Allora adesso invece, ma l'aria condizionata Sonny l'ha attivata oggi? Perché secondo me Sonny l'aria condizionata non l'ha attivata. Cioè io e Ivano che stiamo per fare la sauna stasera, canto, sauna, lacrime, tutto gratis stasera. Grazie. Tutto in uno. Grazie Sonny, ma noi non ci tenevamo, quindi se lo puoi mandare oltre, noi te ne saremmo grati. Grazie. Allora c'è anche Massimo che ti fa gli auguri. Grazie, Massimo, auguri grazie. e buon compleanno e complimenti davvero da parte di Christian. Grazie, ragazzi, Cristian. Ivano è molto bravo. Alessia e Claudio, auguri Ivano, sei davvero bravissimo. Alessia e Claudio, sì, sono dei miei amici che voglio tanto ma tanto bene. Bravi, Un bacio ragazzi. anche i suoi piccolini. Sosteniamolo sempre, che abbiamo bisogno di artisti così noi. E allora adesso noi continuiamo a cantare perché la nostra scaletta è arrivata ad un altro importante brano. Dopo che noi abbiamo dedicato il brano al tuo papà, ce n'è uno che porta come titolo Nuova Vita, che anche questo è stato un altro pezzo importante della tua vita di cui abbiamo già parlato. Bellissimo, sì. E tu hai voluto Come creare dicevo, un brano. io ringrazio sempre mia moglie per quello che mi ha fatto diventare papà, marito, tutto. E proprio senza bambini credo che la vita non è completa, ecco. Quindi grazie ai bambini si completa tutto. Quindi abbiamo pensato di realizzare un brano per la mia piccola Serena, che era molto piccola. Comunque ci abbiamo studiato un po', ce l'abbiamo fatta. Certo, mancherebbe quello di Cristian. Piano piano arriverà anche Cristian. Comunque, viva la famiglia, quindi nuova vita. Bellissimo! Io e te stiamo insieme ormai da tanti anni, tu lo sai che con te voglio sposarmi. Dentro il tuo pancino ci sta un semino che crescerà e più bella sarà. Che emozione quando lei nascerà. Dai alla luce una nuova vita che insieme a noi felice crescerà. Mi spunterà un dentino e mi farà felice quando mi chiamerà papà. Trascorreremo il tempo insieme a lei che ci farà felice, tanto sai. Nel letto lei sarà insieme a noi, tra coccole e bacini si addormenterà. Dai alla luce una nuova vita che presto insieme a noi felice sarà. Il tuo pancino cresce ancora di più e la maglietta tua più stretta sarà. Quanta emozione per me sarà. Diventi mamma ed io papà. Dai alla luce una nuova vita che insieme a noi felice crescerà. Mi spunterà un dentino e mi farà felice quando mi chiamerà papà. Trascorreremo il tempo insieme
bello. Ogni brano mi piacciono tutti. Ma devo chiedere una cosa, ma Serena quando si riguarda in questo video cosa dice? Cioè non è facile, veramente, tutta questa cosa. Lei si emoziona tantissimo. Vero? Perché si vede piccolina, no? Sì. Anzi, ho avuto il piacere più di una volta venire qua lei è con mia stata figlia con noi. Serena. Sì, peccato che stasera, no peccato, diciamo che sono impegnati a fare la mia festa. Scusami, ci ma tenevo poi anche che comunque fossero qui stasera. Anche perché avrei fatto nuova vita con Serena e Christian. Allora, e anche mia moglie, ovviamente. Facciamo una cosa, la prossima puntata, che quando ci sarà un'altra puntata, le vogliamo tutti e tre qui con noi. Stavo dicendo le vogliamo, no, c'è anche il maschile, li vogliamo tutti e tre qui. È stato l'anno scorso che hanno portato la torta loro qui, se non sbaglio. Non mi fare venire l'ansia, aspetta. Fu l'anno scorso quando Rossella l'ha portata la torta. Mi ricordo io che c'era qualcosa del genere, che la portarono qui. Comunque vi vogliamo qui, raga. Stasera è il tuo compleanno, devono fare quello che devono fare. Adesso voglio vedere cosa succederà quando rientrerai a casa, quello che combinano. Tra l'altro, Ivano, a breve vi daremo anche tutte quante le info per seguire il nostro Ivano. Intanto se condividete tutti i brani su YouTube, mi raccomando. Va bene. Allora, io ci tenevo tantissimo avere 2 special guest perché per me sono molto ma molto importanti, ok? Io non so se l'altro Munello potrà partecipare, però dopo vediamo se riusciamo a tirarlo fuori, guarda che faccia che tenevo tantissimo, veramente non c'era cosa più bella perché voi siete la mia famiglia. Lo so, anche tu, Ivano. Molto tempo, quindi non c'era cosa più bella di creare qualcosa in famiglia. Io ti ringrazio per questa cosa, perché oggi hai voluto che cantassi anche io all'interno della tua puntata. Io ti ringrazio tantissimo per questo spazio che mi stai regalando e quindi te la dedico con tutto il cuore. Che vuoi tu? Ah, ok, grazie. Ma Ivano è così. Allora, gli ha sistemate lui la scaletta. È stato lui che ha gestito tutto. Con quale brano vuoi che inizi? Non te lo posso dire, fa tutto sonno, io mi siedo adesso e tocca a te. Grazie. Mary Milani! Grazie Ivano! Grazie a te, grazie a voi. Nel frattempo saluto tutti coloro che sono su TikTok. Raga, ve la dedico a tutti perché in realtà so che ci tenete tanto. Sono sicura che iniziamo con A Modo Mio. E questa no, iniziamo con la nuova? Con solo noi, vamonos! E giocate insieme a me con le mani, mi raccomando! Lo so che mi pensi, anche quando non ci sei. Quello che proviamo lo sappiamo solo noi. Giro per la città, ma manchi solo tu. Tra 1000 persone sai io vedo solo te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Passo che faccio mi porta verso te. Anche se lontani nel mio cuore solo tu. Cerca il tuo sorriso in ogni volto che passa accanto a me, ma nessuno è come te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Ed io insieme non c'è niente di più. Ogni giorno è un sogno se ci sei tu. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua.
continua, non ci fermiamo, si continua. Il mio primo singolo, a modo mio. E questa la voglio dedicare a tutti perché la nostra vita la dobbiamo vivere sempre. Sappi che questa vita è in mano tua. Cosa c'è? Ricorda che non può piovere per sempre. Oggi tornerò a ballare, oggi tornerò ad amare. Niente e nessuno potrà farmi del male. Oggi tornerò a brillare, oggi tornerò a sognare. Renderò tutto perfetto. Buio intorno a me, il sole è alto, mi accarezza il volto. C'è solo luce intorno a me e brillerò. Questa è la storia mia. Oggi tornerò a ballare, oggi tornerò ad amare. Niente e nessuno potrà farmi del male. Oggi tornerò a brillare, oggi tornerò a sognare. Renderò tutto perfetto. Grazie Ivano! Grande. Grazie. Mi sono dovuto spogliare, mi mettevo a parlare. Ma sì, ma perché ci vuole questo e ricordarlo sempre. Io ti ringrazio per aver dato voce a quella che è la mia musica, perché io questo brano è a modo mio, è un brano alla quale tengo tanto, perché comunque sono delle parole che sono venute fuori in un periodo difficile di quella che era la mia vita. E voglio dire sempre che a prescindere dalle cose belle, dalle cose brutte, è una la vita. Quindi sorridiamo perché non ci torna indietro nulla, mai. Quindi viva la vita! Esatto. Allora, adesso ti ritorno il palco perché è tornato il tuo momento e abbiamo un altro brano. Sì, facciamo il brano e poi dopo passiamo a fare la sorpresa. Aspettate, io mi sono confusa. Non toccavano? No, cantiamo, lo facciamo dopo, cantiamo. Poi c'è anche un monellino che deve entrare forse. Ecco, qui abbiamo la bottiglia, dobbiamo... Forse. Capito? Forse, dai, vamonos, se canta, non ci fermiamo qui, la serata è lunga, auguri Ivano! Grazie.
starai male mentre parto per lavoro. E non piangere ti prego, ci sentiamo ogni secondo. Sappi amore mio che non ti abbandonerò. Dai, se vuoi partiamo insieme, io voglio solo te. Non dubitare sai, io non ti lascio mai. Sei tutto ciò che ho e mai ti scorderò. Sì, prepara le tue cose, fra poco andiamo via. Dai, stringimi più forte, non ti stancare mai. Se parte amore mio, starai vicino a me. La tua testa sul mio petto, accarezzo la tua pelle. Tieni stretta la mia mano, stammi ancora più vicino. Dai, sorridi amore mio, io con te ci sto da Dio. Non pensare a niente perché adesso andiamo via. Dai, se vuoi partiamo insieme, io voglio solo te. Non dubitare sai, io non ti lascio mai. Sei tutto ciò che ho e mai ti scorderò. Sì, prepara le tue cose, fra poco andiamo via. Dai, stringimi più forte, non ti stancare mai. Si parte amore mio, starai vicino a me. Io voglio solo te. Non dubitare sai, io non ti lascio mai. Sei tutto ciò che ho e mai ti scorderò. E noi che si fa con questa canzone? E dai, partiamo insieme! Let's go! Con tanto di valigie! Questa canzone è bellissima proprio per questo, perché dal titolo può sembrare come se lui se ne vuole andare da solo, invece no, alla fine si parte insieme, c'è Rossella che prepara la valigia. E quando poi lei se ne va con me, che noi voliamo insieme, poi 2 anni dopo, lo potete vedere su YouTube, nasce Serena. Esatto, la nostra piccolina. Ivano, senti, non è che questa qui la dobbiamo tenere solo ed esclusivamente per guardarla. Questo è anche vero. Questa la dobbiamo tenere per stapparla, perché è il tuo compleanno e poi dobbiamo stappare proprio per festeggiare il compleanno. Che c'è? Sì. Sei un berrechino, mi hai cambiato la scaletta di nuovo, Sonia. Come lo spumante può aspettare, Ok. i tempi sono quelli che sono, io mi metterei lì, in quel punto lì, lascerei di nuovo Mary Milani per cantare il brano. Mi fai cantare di nuovo? Certo. Allora, Sonia aveva fatto partire la canzone, voglio cantarla live, grazie. Per tutti quanti, so che piace a tantissimi fino all'alba. La dedico a Gio, la dedico a Paoletta, la dedico allo zio Piero, la dedico a Massi, la dedico grazie a Francesco, a tutti i miei belli di bella, anche a aspetta, perché sono sicura che ci sta guardando il nostro Salvuccio. Ti mando un bacione, te la dedico pure a te. Su questa spiaggia io ti ho incontrato, mi accarezzi la pelle e sorrido, sotto il sole i cuori si sono scaldati. Un'estate magica che non ho mai dimenticato, le onde del mare cantano la nostra canzone, i nostri corpi ballano all'infinito, sotto le stelle brillano. Come diamanti siamo noi gli amanti di questa notte. La melodia dell'amore sai travolge. La melodia dell'amore
ci prende, non ci lascerà più. Balliamo fino all'alba, il mood è quello del cuore. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Balliamo fino all'alba. I nostri sguardi parlano, si intrecciano, le stelle danzano, il mare canta, siamo noi la musa di questa notte. La melodia dell'amore sai travolge, la melodia dell'amore sai travolge. Il ritmo ci prende, non ci lascerà più. Balliamo fino all'alba, il mood è quello del cuore. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Balliamo fino all'alba. Yeah, yeah, yeah. Su di noi splende il sole, nel mio cuore il tuo calore. Senti il vento parla di noi. Qui sospesi, non passa il tempo, ogni istante con te è eterno. Yeah, yeah. Il mood è quello del cuore. Balliamo fino all'alba. E questa era Fino all'alba. Fino all'alba, tanti auguri Ivano! Grazie, alla grande, alla grande, alla grande. Grazie, grazie, Bellissimi. grazie. Un bellissimo compleanno, ma ancora non è finito. No, perché adesso dobbiamo stappare, Ivano. Eh sì. Dobbiamo stappare. Sì. Allora, te lo tengo io il microfono, vieni qua così ce l'ho vicino vicino. Allora, apri la bottiglia, guardate tutto quant'è organizzato bene. Anche la bottiglia, tutta, la scelta sempre rossa con tanto di cuoricini. Sì, sì, esatto. È bellissima. Sono tutti cuoricini a tema. A tema rosa, fucsia, insomma e viola. Bravo Ivano, buon compleanno, stappiamo. Stappiamo. E questo è il brindisi che faremo, ragazzi, è come se voi foste qui con noi, ok? Quindi brindiamo tutti insieme. Tanti auguri a te, tanti auguri a Ivano. Tanti auguri a te. Vai Ivano, vai, vai, tanti auguri a te. Vai, vai, auguri, vieni qua, auguri, ma aspetta, pure io lo voglio. Tanti auguri a Ivano. Mettilo lì, mettilo lì, mettilo lì. La bottiglia, mettila lì. Ragazzi, vieni qua, ok? Mary, non ci credo. Sono 40, Ivano! No, non ci Sono credo. 40! Che cosa è successo? Che non Per la prima volta è tutto bollito. È vero! mi hai rovinato, dobbiamo cincinnare! Auguri! È buonissimo. È buonissimo, è la fragola. Sì, sì. Tra l'altro, questo brindisi, ragazzi, è come se lo stiamo facendo insieme a voi. L'anno scorso, allo stesso giorno, c'era tutto lo studio imbrattato di spumante. Sì, che poi, però, te la posso dire una cosa: io ho pulito, mi hanno fatto il video, quel video mi ha preso più di 100.000 visualizzazioni. Quindi, Wow. se tu avresti sporcato, non è che mi dispiaceva, tornavo a pulire di nuovo. Va bene, Ivano, buono lo spumante. Ragazzi, Sì. Cin per tutti voi. Nel frattempo voglio ancora salutare e ringraziare tutti coloro che sono Esatto, qui, grazie a perché tutti. ci sono tantissime persone e ringraziamo tutti quanti per essere stati con noi, per tutti gli auguri che sono arrivati. Salute, tutti che cincina, auguri Ivano, tanti cuoricini per il nostro Ivanuccio. Ragazzi, noi vi ringraziamo Io tutti. saluto pure la tua mamma e Grazie. il tuo papà. Grazie Ivano. Vi voglio Noi bene. ti auguriamo il meglio, che questi 40 anni possano realizzare tutto quello che tu desideri da ora in poi, come sempre fatto finora. Te ne auguro altri 100 di questi compleanni, perché la vita si allunga, Ivano, la vita si allunga. A 140 ci arrivi, non ti preoccupare, se ci arrivi tu ci arrivo pure io. Adesso Quindi, forse è il momento dell'altro, ma sempre non è sicuro. No, non è sicuro. Non è sicuro. La prossima volta lo farai, la prossima volta lo farà.
Va bene, l'ha detto. Allora Ivanuccio, la verità è che comunque Sonny lo vuoi dire chi era? Dai. Lo special guest era Sonny insieme a Mary, perché insieme. Esatto. Però Sonny è regia. voi non sapete, ma lui è regia, quindi non è facile. È solo gestire stasera, tutto, esatto. Perché gestisce tutte le telecamere, tutti i suoni. È tutto basi, lui. Tutto lui. Quindi... La prossima volta lo faremo venire. Lo faremo, sì. Dai, e nel frattempo Ivano, noi ti auguriamo il meglio, anche perché se non sbaglio siamo arrivati in chiusura, fatemi capire. Sì, siamo in chiusura, abbiamo l'ultimo brano. Abbiamo l'ultimo, ok. Sì. Allora, noi vogliamo sapere la prossima volta che verrai cosa ha organizzato Rossella. Vogliamo che ci racconterai tutto di quello che farete questa sera. Mi raccomando, ragazzi, seguite Ivano, cercatelo su YouTube, condividete, vieni, facciamoci più vicini, condividete quelli che sono tutti i suoi brani. Dobbiamo fare la foto, raga, aspettate, ora vi leggiamo. Mi fa sempre ridere, però. Sì, ma lui è un berichino. Le cose di Sonny. Come vi stavo dicendo, prepara la fotocamera qua, vieni qua, posizione foto dei 40 anni di Ivano, 1, 2, 3. Aspetta, mettiamoci, va bene, uno a destra e uno a sinistra, vai Ivano, così pubblichiamo così. Ragazzi, scusateci un attimo se stiamo lontani, 1, 2, 3. Grazie. Qualcosa di diverso, sì. Esatto, ha ragione. Ogni tanto il cervello gli funziona, mio fratello. Vabbè, è venuta carina ogni tanto, sempre, sono io quella ritardata della famiglia. È venuta bene. Non vi dico cosa ha detto fuori diretta. Tu l'hai sentita la parolaccia che mi ha detto? No. Allora, noi adesso Ivano, ti riaspettiamo, ha detto che sei ripartito. Sì. Mi raccomando, raga, iniziate, anzi continuate a richiedermi i brani su Bella il pomeriggio quando siamo insieme, sempre. C'è la mamma che ci sta guardando, anche lei, mamma, I love you. E niente che dire, mando un bacio a te, a Rossella, a Serena e a Christian da parte di tutto lo staff di Bella Radio. Siamo contenti che anche quest'anno hai festeggiato il tuo compleanno con noi. Sì, e grazie, soprattutto grazie. Che questo sia un grande ritorno, Ivano. Esatto. Che te lo auguriamo col cuore, perché lo meriti veramente tanto, in primis per la persona che sei e soprattutto per tutto quello che fai per le persone, perché tu quando ti affezioni dai la vita e sei molto rispettoso e molto umile, questo lo dirò sempre. Allora, andiamo in conclusura? Grazie a te, grazie a Sonny, grazie a tua mamma e tuo papà, a tutto lo staff di Bella, a tutte le persone che hanno seguito, vero amore! Grazie Ivano, buona serata, auguri! Io mi porto il bicchiere. Insieme a me sarà eterno amore, sai, la mia favola con te non potrà finire mai. Ti sento nell'anima, ti penso ogni istante, sai, perché ho bisogno solo di te. Anzi, mamma, come se non c'è amore, volesse tutte cose te, anche le tue emozioni, la nostra storia magica, qualcuno non la capirà, ma tutto ciò rafforzerà il nostro amore. Sole e novietto, io e te, come sei bella, cuore mio, sei la mia stella. Unica speciale sei, la ragazza che sognavo, la mia vita insieme a te, quando la desideravo. Sarà vero amore e batte il mio cuore